Lazio 1, Cagliari 0. È una partita sicuramente, ragazzi, dove si poteva uscire con qualcosa in più, lo dimostra quello che è successo nel finale. È una partita secondo me caratterizzata da quella che è tanta sfortuna e gli errori di Hatzidakos, che oggi non è proprio entrato in partita, complice il fatto che Ranieri dopo 20 minuti, dopo l'espulsione di Makumbu, lo toglie. La Lazio parte bene, c'è proprio l'errore di Hatzidakos e c'è il vantaggio della Lazio con Pedro, e poi sempre da un errore forse di posizione di Hatzidakos c'è il fallo da ultimo uomo di Makumbu, che forse determina totalmente la partita perché Makumbu viene espulso e il Cagliari è costretto a giocare in 10. Ma Ranieri, genio dei cambi, rimodula la squadra con un 4-4-1, un Petagna unica punta, toglie la Padura e inserisce Luvumbo al fare l'esterno alto di sinistra e Viola momentaneamente, almeno fino alla fine del primo tempo, fa l'esterno a destra alto. Il posto di Viola nel secondo tempo verrà preso da Istanio e un Cagliari con Ranieri che riesce a trovare tranquillamente l'equilibrio. Infatti non soffriamo tantissimo a Lazio nel secondo tempo, ma si poteva sicuramente fare qualcosina di più da davanti, ma mi rendo conto che non era semplicissimo. Nel finale Ranieri inserisce Pavoletti, l'uomo dell'ultimo secondo, ed è proprio lì, su una delle poche occasioni di attacco che abbiamo avuto nel secondo tempo, cross di Luvumbo, c'è Pavoletti che colpisce di testa e Provedel fa la parata probabilmente, che equivale a un gol, perché quella parata dà i 3 punti a Lazio su uno colpo di testa di Leonardo Pavoletti che per un attimo non ci dà un pareggio che era insperato in questa situazione qua. Nel finale ancora buco difensivo di Lazzari, Oristani ha una palla clamorosa, palla che finisce larga. Tanta sfortuna, ragazzi, è una partita sicuramente che si poteva pareggiare e forse si poteva anche vincere in 11 contro 11, ragazzi. Mi rendo conto che 11 contro 10 è stato veramente qualcosa di difficilissimo. Usciamo sicuramente, ragazzi, a testa altissima, con ottimi cambi gestiti da mister Ranieri. Usciamo a testa alta, questa sicuramente è la strada, ragazzi. Oggi tanta sfortuna, abbiamo anche delle risposte, ragazzi, perché Hatzidakos e Vietesca erano stati presi per andare a migliorare la difesa e alla fine stiamo giocando sempre con Goldaniga e Dossena anche oggi grandissima prestazione. E i due difensori che dovevano farci portare il salto di qualità per la Serie A al momento non sono all'altezza, ragazzi, e questo è un dato di fatto. Commentiamo il video, ragazzi, mettete un like al video, commentiamo insieme la partita e ricordatevi sempre Forza Cagliari e non dimenticatevi di seguirmi.